Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Secondo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Luca Lorenzetti nei confronti dell'indagato Lucio Valvo, il 55enne in carcere per concorso in omicidio per uno dei femminicidi di Riposto, emerge che Salvatore Lamotta, l'ergastolano in permesso premio accusato di aver ucciso Melina Marino di 48 anni e Santa Castorina di 50, aveva una relazione con entrambe le vittime. L'autore dei due femminicidi si è poi suicidato davanti alla caserma dei Carabinieri di Riposto. L'auto guidata da Valvo, che ha accompagnato Lamotta nei luoghi in cui si sono consumati i due delitti, è stata rintracciata grazie a un dispositivo di rilevazione GPS autorizzato formalmente dall'autorità giudiziaria per un altro procedimento penale. 11 fermati per detenzione e spaccio di droga e 4 sbarchi nella notte. È quanto accaduto nelle scorse ore nell'isola di Lampedusa. L'indagine fa parte dello sviluppo investigativo del sequestro di circa 25 kg di cocaina avvenuto nell'isola siciliana lo scorso 11 luglio. Il più grande mai fatto a Lampedusa è coordinato dal maggiore Marco La Rovere. 4 imbarcazioni invece cariche di 170 migranti sono state salvate nelle acque vicino l'isola. E restiamo a Lampedusa. Gianfranco Cucina, titolare di un rinomato chiosco sull'isola, è morto all'età di 33 anni a causa di un infarto. Lascia la moglie e un figlio di 15 mesi. Gianfranco era molto conosciuto e amato sull'isola perché oltre a gestire il chiosco era il capitano della barca Madonna del Carmine, una delle frequentate imbarcazioni che accompagnano i turisti a vedere le bellezze naturali. Il sindaco Filippo Mannino ha annunciato il lutto cittadino per domani. Grave incidente stradale a Siracusa, in particolare nella serata di ieri lungo una via del centro un centauro è rimasto coinvolto in uno scontro con un SUV, riportando ferite serie che lo hanno costretto al ricovero in ospedale in condizioni critiche. Il 35enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all'Umberto I, dove è attualmente in rianimazione. La prognosi è riservata. Con questa notizia per adesso chiudiamo questa edizione del nostro TG Flash. Grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.